Ancora borseggi nella Marca e sempre ai danni degli anziani. Le vittime, quasi sempre persone in bicicletta, che portano le borse nei cestelli anteriori delle due ruote. E basta un attimo al ladro di avvicinare l'obiettivo e dopo dileguarsi. Questa volta ad essere borseggiate una 75enne di Arcade e un'altra donna anziana del comune di Paese, entrambe sulle biciclette e tutte e due avvicinate da un uomo che con rapidità ha portato via le borse. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, anche se il ladro agisce quasi sempre in strade non coperte dall'occhio elettronico. Ma ci sarebbero dei frame su uno degli ultimi borseggi dove si nota una persona in bicicletta non lontano dal luogo del borseggio. Beh, intanto consigliare alle nostre nonnette di portare tanti denari in borsa. Ovvio che se poi sono pedinate dall'ufficio postale è chiaro che il malvivente forse le ha anche studiate. Di sicuro posso dirvi che stiamo analizzando insieme ai carabinieri le immagini. Spero proprio in quel quartiere dove è successo abbiamo delle telecamere, mi auguro di beccare il soggetto che ha fatto il furto. Dopo i vari blitz avvenuti a Treviso, nella zona di Santa Bona, a Ponzano e a Villorba, ecco gli ultimi episodi che si sono consumati ai danni di persone anziane. I carabinieri indagano, le ipotesi al vaglio sono diverse, potrebbe trattarsi di un unico soggetto che gira per i comuni dove sono avvenuti borseggi o anche di una banda distribuita sul territorio che sceglie come vittime persone anziane e che non hanno possibilità di inseguirli dopo il borseggio. Quindi mi auguro che presto le forze dell'ordine possano ovviamente assicurare la giustizia.